Tragedia sul lavoro questa mattina a Zemeghedo. Un operaio di 48 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato all'aperto di un'azienda in via Galileo Galilei. Alcuni bancali di legno e altro materiale avevano preso fuoco. Il 48enne stava provando a spegnere l'incendio con un altro operaio che si trovava casualmente in azienda in quanto chiusa per ferie. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Arzignano che hanno da subito circoscritto e spento l'incendio dopo aver trovato all'ingresso della ditta riverso a terra l'uomo. Sono stati vani i tentativi di rianimazione con il defibrillatore da parte del personale sanitario del SUEM. Purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte del 48enne. Sul posto sono anche intervenuti il personale dello Spisal, carabinieri e il magistrato di turno. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco presenti, anche con il funzionario di guardia e il capo servizio.